I Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno eseguito nelle province di Gorizia, Napoli e Belluno 6 misure di custodia cautelare disposte dal GIP di Trieste su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia per illecito a traffico di rifiuti a carattere transnazionale. Le indagini, avviate con il sequestro di un capannone industriale colmo di rifiuti a Mossa, in provincia di Gorizia, condotte dai Carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale del Capoluogo Isontino, unitamente al personale del ROS e finanzieri del GICO di Trieste e del SICO di Roma, hanno portato a scoprire lo smaltimento illecito di circa 4.500 tonnellate di rifiuti speciali e plastici provenienti da un impianto di recupero di una società del Bellunese e da un'area dismessa a Borovnica, in Slovenia. Le 6 persone coinvolte sono state poste ai domiciliari. Il GIP ha anche disposto il sequestro preventivo di 1 milione di euro, profitto del reato individuato quale danno ambientale. Giornata di vento forte a Trieste, con raffiche di bora che questa mattina verso le 9 hanno raggiunto la velocità massima di 90 km/h. In principio di mattinata il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo regionale segnalava pochi interventi per la caduta di alberi e qualche finestra pericolante. Secondo le previsioni dell'OSMER, domani il vento sarà ancora sostenuto, mentre nel pomeriggio il fenomeno è andato riducendo la propria intensità. Da registrare temperature minime oltre la media stagionale con valori superiori di circa 5 gradi, attorno ai 21-22 gradi centigradi, oltre la norma 17-18 la media stagionale. Nella notte, rileva l'OSMER, a Trieste si sono registrati 20 gradi, in pianura circa 18. Signor Sindaco, per quanto riguarda la fase 2.2, chiamiamola in questa maniera, Gorizia come si sta muovendo, innanzitutto per capire, per quanto riguarda il discorso del commercio, ma anche con la ex linea di confine riapparsa. Sì, io mi sono già perso se sia 2.1, 2.2, 2.3, diciamo fase successiva all'allarme sanitario, per il quale ovviamente le amministrazioni comunali poco potevano fare, ma naturalmente qualcosa hanno fatto. Chiamiamola perciò fase punto 2, noi abbiamo messo in campo importantissime risorse, alcune delle quali già individuate in occasione del voto del bilancio di una decina di giorni fa. Grazie a queste risorse che noi abbiamo messo in bilancio abbiamo destinato subito 120.000 euro in più per quanto riguarda proprio la famiglia, le persone. Noi, il primo intervento che c'era, come sapete, da parte dello Stato erano quei 180.000 per quanto riguarda il Comune di Gorizia per i cosiddetti buoni spesa che sono esauriti, abbiamo aggiunto altri 30.000 euro per i buoni spesa proprio per soddisfare le altre domande che sono giunte e anche per soprattutto altri 120.000 in più, ai quali si aggiungono altri 50.000 per totale di 170.000 per un nuovo intervento, non più perciò quelli statali buono spesa che erano destinati solo per l'acquisto dei beni alimentari, ma un totale di 170-180.000 per tutte le spese che un cittadino che oggi non può permettersi. Io non sono un medico, non sono un virologo, quando mi dicono che è necessaria la mascherina non lo dicono soltanto per che cosa, per giocare, per scherzare, mi dicono che comunque serve. Poi ci sono le fake news, le mascherine fanno male, fanno bene, perché ormai in Italia noi abbiamo 60 milioni di esperti, noi abbiamo esperti in virologia. Io dico che se la mascherina comunque rappresenta un danno minore, evidentemente dicono che tra indossarla e non indossarla darà fastidio, ci saranno delle insofferenze da parte dei cittadini, però fin tanto che ci dicono di indossarla, va indossata. Se ci dicono che è obbligatoria la distanza di sicurezza, teniamo la distanza di sicurezza, perché credetemi ci vuole letteralmente un attimo per ritrovarci in quelle condizioni con un elevato numero di contagi. Significa tornare indietro, questa volta non per 2 mesi, magari per 4 mesi. Non gettiamo alle ortiche tutto quello che abbiamo fatto.